Bene, adesso un'altra domanda per il vicepresidente. Ma avete mai valutato la possibilità di convertire Cadelbue in un impianto di lavorazione a freddo? Allora, i progetti che si stanno proponendo sono tanti. Ci vengono fatte delle proposte, però di concreto e sperimentato non c'è ancora niente. Ci sono dei piccoli impianti che noi stiamo andando a vedere anche sul territorio. Ci sono dei piccoli impianti che stanno funzionando, però sapere con che quantitativo, che durata hanno e alla fine il costo di questo ancora non si sa. Dunque noi non abbiamo più tempo per poter fare esperimenti. Gli esperimenti si faranno dopo che un impianto ben a norma, come stiamo facendo a Cadelbue, funzioni e si possa smaltire queste 600, e continuo a dirlo, 600 tonnellate di rifiuto al giorno, giornaliero. Bisogna che la gente capisca che dire al lupo e fare dell'allarmismo è facile. Lavorare e capire come funziona invece il tutto è ben altra cosa. Io invito tutti a provare, a informarsi, a vedere e poi più avanti capiremo e vedrete che non è una cosa buttata lì. Cadelbue deve funzionare bene per la salute, deve funzionare con tutte le normative, ma deve funzionare. Bene, io adesso farei un'altra domanda di tipo tecnico al responsabile appunto tecnico di Cadelbue e vorrei sapere qual è la tipologia di combustibile che attualmente è prevista per l'impianto di Cadelbue e chi stabilisce che cosa in sostanza dobbiamo bruciare. Sì, adesso in pratica, allora partiamo dall'inizio. Cadelbue come impianto è autorizzato dalla Regione Veneto, la quale stabilisce appunto i codici rifiuti che possono entrare dentro all'impianto. Attualmente Cadelbue è autorizzato per i rifiuti urbani, i nostri rifiuti prodotti dalla civile abitazione. Cosa fa adesso Cadelbue? Cadelbue adesso sta in pratica selezionando questo rifiuto andando a produrre CDR. CDR è in pratica combustibile da rifiuto che noi portiamo in pratica a bruciare in altri impianti, non potendo farlo direttamente noi. Casa nostra, ho capito. Con aggravio di costi. Quindi in sostanza Cadelbue che potenzialità ha di bruciare, cioè quanto Cadelbue può ritirare, che si parla di quanto può incamerare come rifiuti Cadelbue. Adesso Cadelbue è autorizzato a ritirare 156.000 tonnellate annue. Questo è il dato che può ritirare. E in sostanza dato certo. Giornaliere? Sono 500 tonnellate giorno per 312 giorni. Quindi in sostanza anche con Cadelbue si farebbe fatica comunque a raccogliere le tonnellate giornaliere del comune, diciamo? No. Della provincia di Verona? Della provincia sì, non ce la fai. Ho capito. Quindi comunque con Cadelbue in funzione si avrebbe il problema di come recuperare questi rifiuti in sostanza. Dunque pensa senza e non solo, ma magari con impianto a freddo che non sappiamo che tonnellaggio ha. Ho capito. Che sono esperimenti ancora. E sempre da cittadino, visto che voi sicuramente siete più informati di me, ci sono altre realtà che hanno già avviato questo tipo di bruciatore, di inceneritore? Ne abbiamo uno proprio qua vicino che è Brescia. Brescia sta funzionando da parecchi anni, i cittadini bresciani sono contenti, non ci sono lamentele. Se voi andate a Brescia a chiedere cosa fa di fatturato
poi capirete anche la parte economica ha la sua importanza. Non ci sono problemi di salute perché abbiamo tutta la documentazione che ci dice questo, non ha un impatto ambientale perché se voi passate dall'autostrada ci passate proprio quasi in mezzo e lo vedete sulla vostra sinistra, vedete che non ha neanche un impatto ambientale come visione, ha una buona resa e non avranno mai problematiche di rifiuto per la strada come è successo a Napoli e come succederà a noi se non facciamo al più presto, non costruiamo degli inceneritori o avere delle possibilità che questo non accada. Adesso come ultima domanda, avete un qualcosa da dire ai cittadini o un appello da lanciare, visto che comunque si stanno mobilitando tanti comitati contro questo inceneritore e non so se volete dire un qualcosa Io dico una cosa sola ai cittadini ed è quella di non credere a tante voci che determinate persone mettono in giro, perché non è così. Non è che gridando all'allarmismo si possono risolvere dei problemi. I problemi si risolvono stando insieme, cercando di capire, analizzare tutti i dati che si hanno in mano e trovare la soluzione. Noi questo l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, abbiamo dei tecnici ben specializzati proprio su queste problematiche. Il dottor Pensa è una di queste persone, abbiamo delle certificazioni che proprio dicono che queste cose che stanno dicendo determinate persone non sono vere. Diciamo non perdiamo tempo perché questo tempo non ce l'abbiamo più, altrimenti domani saremo qui a morderci le dita perché abbiamo sperimentato o stiamo sperimentando delle cose che ancora non ci possono portare a una soluzione. Bene, io adesso saluto chi ci ha ospitato. Grazie. E mi congedo ricordando il solito motto: votemo, controlemo e sighemo.